Gigi, un scarper di un piccolo paesetto, decide di vendere retrobottega del suo negozio, di metterlo in vendita, perché tanto non mi serve neanche più, sto sgabussino, sto retrobottega, non so cosa farmene, e c'ha un franco, tira su qualcosa, mi paghi qualche debito, e lo metti in vendita. E prepara un cartello con scritto, si vende il di dietro, che tacca in alto il cartello, e lo metti lì insieme a una carrega intanto. Arriva la moglie, arriva la femmina, ehi ciao Gigi, oh, ciao cara, ciao ciao, la si senta insieme alla carrega, la si senta sulla carrega, non si accorge che lei cartello lì, no, si senta, ascolta Gigi, ho da andare fino in farmacia, e dopo anche in alimentari qua, e anche un attimo da Piero de Stoffe, ma non che mette tanto, sa, tu intanto che ti fai tuoi lavoretti qua, sì, ma va, pure, va, ti torna dopo, dai, la scienza su, con cartello piccato da Dio che non sa neanche accorto, la va fuori dalla porta, e passa uno in bicicletta, e che vede il cartello attaccato da Dio, scusi signora, mi dica, ma qua si vende il dadrio? Sì, perché sul davanti che lavora mio marito.